Questo programma è offerto da... Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla 24esima puntata in stagione di calcio di rigore. Campionati sospesi causa maltempo, ma calcio di rigore non si ferma. Anche stasera ci saranno dei contributi video, soprattutto dei punti inerenti ai vari gironi che affrontiamo sempre qui nel corso della stagione e nel corso per l'appunto di calcio di rigore. Prima di presentare gli ospiti di questa sera vi ricordo, di sovraimpressione, grazie anche al contributo di Stefano Pappini, possiamo vedere il numero per interagire in diretta con noi tramite messaggistica tradizionale, tramite WhatsApp, ma anche sulla pagina Facebook. Andiamo con ordine, il numero è 333 60 94 299, su Facebook invece ci potete trovare alla pagina Calcio di Rigore Rimini. Mi raccomando, il nostro Matteo Zampini è pronto per inviarci i vostri messaggi. Andiamo a presentare gli ospiti di questa serata. Alla mia sinistra ritroviamo con piacere l'allenatore Massimo Zanini. Buonasera, buonasera a tutti. Invece lui diamo il benvenuto, a distanza di 2 anni era venuto nella prima edizione di Calcio di Rigore, il tecnico della Polisportiva Stella, Riccardo Boldrini. Buonasera. Buonasera mister. E infine salutiamo il difensore del Diegolo, anche lui un vecchio amico, Matteo Ferrari. Salve, buonasera a tutti. Iniziamo da te, allora, che stagione è quella? Un po' travagliata quella vostra del Diegolo, o no? Sì, io sono arrivato a gennaio con loro, prima ero a Romagna Centro. Sì, è stata abbastanza turbolenta questo inizio dopo il mercato di gennaio, perché comunque magari dopo le feste ci siamo ritrovati molto fermi e le altre squadre erano già pronti rispetto a noi, abbiamo perso le prime 4, però diciamo che ci siamo ripresi abbastanza. Sì, state risalendo alla classifica, no? Abbiamo pareggiato, dopo quelle 4 pareggiata, vinta una e pareggiato un'altra. Mister Boldrini, per quanto riguarda la Polisportiva Stella, parlavamo prima telecamere spente, adesso siete 5 punti sopra la zona rossa, chiaramente c'è ancora molto da giocare, però state ripetendo, nonostante i tanti infortuni, un po' il campionato della scorsa stagione, no? Sì, diciamo che abbiamo proprio gli stessi punti dell'anno scorso in questo periodo. Diciamo che abbiamo fatto l'ultima partita giocata a Savarna, siamo usciti con veramente un ottimo risultato e una buonissima prestazione, però ancora ci sono 10 partite da giocare, bisogna mettere in cascina tanti altri punti, almeno 10-11, e non è facile farli perché difficoltà ce ne sono e gli avversari sono molto agguerriti. Hai trovato un campionato più difficile rispetto a quello dello scorso anno? Secondo me è un campionato dove ci sono due fazioni, nel senso che ci sono 7-8 squadre veramente forti, 7-8 le prime 8-9 della classifica, e le altre 6 o 7 che si lottano, devono lottare per salvarsi. Diciamo che l'anno scorso c'erano 2 squadre come Diegaro e Russi che hanno fatto una parte importante, soprattutto il Diegaro ha fatto storia a sé, e Russi aveva fatto molto bene nella prima fase, però è sempre stato lì nelle zone alte, alla fine infatti li hanno premiati attraverso gli spareggi. Diciamo che quest'anno ci sono, a parte il Cattolica, anche se in questo momento ha una lieve flessione, forse a livello magari, però ci può stare, ci sono 7-8 squadre dietro, fino penso al Reda, che possono tutti giocarsi i playoff. Sì, mi trovi assolutamente d'accordo con il giudizio, poi nel corso della puntata andremo a vedere anche il punto fino a questo momento dei vari campionati. Massimo, arrivo da te, innanzitutto un saluto te lo concedo per una persona particolare, per te che ti sta seguendo da casa. Semplicemente a mia madre che non è stato molto bene in questo tempo. E noi gli facciamo l'augurio che possa sicuramente riprendersi. Con te analizzeremo questa sera un po' anche i punti che andremo a sentire, i servizi video, però facciamo anche un saluto a Giacomo Alpini che questa sera non è qui tra noi. Giacomo sta facendo qualcosa di importante, il lavoro, e forse anche più importante di questo, non lo so. Lo portiamo in Serie A, no? Non dimmi questo che... Ma adesso sai, è ritornato al Milan al volo, per cui...
Stasera manca, salutiamo ovviamente il nostro Giacomo Alpini con il contributo di Stefano Papini. Chiaramente non si è giocato, però ti chiedo Stefano di farci vedere un attimo la classifica d'eccellenza, che è il primo torneo che andiamo a analizzare. Grazie Stefano, arriva il contributo. Questa qui, ci eravamo fermati la settimana scorsa con la Savignanese al comando, con una partita in meno a quota 46, segue il Classe a 45, Granamica a 43, Castrocara a 42, Alfonsine 41, Fiariccione 37, Corticella Diegaro 36, Argentana 35, Marignanese 33, Massa Lombarda 32, Faenza 28, Progresso 27, Russi 26 insieme al Cervia, Sampa Imola 25, San Pietro in Vincoli 20, Real San Lazzaro 1 punto. Matteo, Sì. torno da te. Questo campionato, si è parlato un po' di quello che sta succedendo a livello locale, tralasciando appunto l'ultima notizia che è arrivata per quanto riguarda il Real Miramare, il campionato di prima categoria. Anche questo campionato, a mio giudizio ovviamente, non ti voglio mettere diciamo in difficoltà, è un po' falsato per via anche della presenza del Real San Lazzaro. Adesso voglio sentire da Massimo, prima con te che sei un diretto protagonista di questo campionato, che senso ha inserire una squadra con i problemi che ha attualmente, secondo te? Secondo me non penso sia molto giusto, nel senso che bisognerebbe dare la priorità sinceramente ad altre squadre magari. Però hanno deciso questo, ovviamente non so bene la situazione in cui si trova il San Lazzaro, però non so come... Perché anche voi che magari andate ad affrontare questa squadra con anche una squadra importante come la vostra, non è che ci sia quella tensione che di solito si può avere anche in altri match, no? Vedete una squadra in difficoltà, ultima, penalizzata, che mi pare che l'unica vittoria l'abbia fatta proprio con la Fiariccione, per questo che ha un punto, quindi non so quali possono essere le motivazioni, ecco. No, ovviamente ogni partita sembra scontato, ma deve essere sempre con la giusta motivazione, anche se si gioca con una squadra con quei punti lì. E ovviamente, anzi, i punti bisogna fare proprio con quelle, senza rischiare niente e cercare sempre di portare a casa il bottino finale, soprattutto con quelle squadre lì, quindi magari avendo anche più motivazioni con quelle che con magari le prime. Poi dipende ovviamente da che tipo di campionato la squadra in cui si gioca deve fare. Bene. Massimo, hai visto tu che sabato eri qui a Sant'Arcangelo a vedere per l'appunto la Serie C, hai visto quello che sta succedendo in Serie C, il caso Arezzo che riguarda gli addetti ai lavori da vicino. Ieri non si è giocato proprio il derby storico con il Livorno, vedere anche Real San Lazzaro in questo campionato d'eccellenza inserito perché si deve arrivare per forza a 18 formazioni è un po' un controsenso secondo me. Beh, le problematiche in questo momento partono da in alto, diciamo che è cominciato da molto lontano, da un Parma che fallito da non troppi anni a scendere, e quest'anno ci troviamo addirittura con delle squadre anche in prima categoria che a metà anno quasi tolgono la loro competizione e tolgono anche le loro prestazioni, per cui è un momento difficile, un momento dove Federazione dovrebbe fare un po' un quadro diverso, perché magari in questa situazione ci sono delle società magari più pronte, più blasonate magari, pronte a fare quel tipo di categoria, poi ti ritrovi in questo caso una squadra che ha un punto, ma lo vediamo anche in promozione, lo stesso Bellaria. Esatto. E quindi ogni categoria ha una pecca, e quindi secondo me prima dell'iscrizione di ogni squadra andrebbero rivisti un pochino i bilanci, e anche le pretese, anche, mi viene da dire, anche dei giocatori, perché anche loro dovrebbero cominciare a capire che le risorse che giravano una volta oggi non ci sono più. Mi trovi perfettamente d'accordo. Adesso io direi di andare a vedere il primo contributo video di questa serata con il primo punto inerente al torneo d'eccellenza. romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Nel girone B di eccellenza, campionato da prova del 9 per la Savignanese, la squadra di Farneti comanda la classifica con una gara in meno davanti a Classe e Granamica. Rimane da capire se dopo anni in cui militano in questa categoria ci sia la volontà e lo sforzo economico per salire finalmente in Serie D e disputare magari i derby con i cugini della San Maurese. Con un settore giovanile tra i migliori della zona, sognare si può. Campionato molto equilibrato che ha visto l'Alfonsine partire con un handicap vistoso. La formazione retrocessa dalla Serie D si è vista premiare i propri sforzi portandosi a -5 dalla capolista nel giro di
di ritorno, perdendo a sorpresa nell'ultimo turno con il Progresso. Ottimo invece il campionato di classe Granamichi Castrocaro, 3 formazioni che abbiamo avuto modo di conoscere da vicino lo scorso anno e sinceramente non ci sorprende. Calo vistoso per la Fioriccione che ad inizio campionato comandava la graduatoria, Bomberi Delicato ha tolto più di una castagna dal fuoco, ma al momento questo non basta. Scivolone fino all'8° posto in classifica anche per il Diegaro, partito con la voglia di continuare a stupire con una formazione con nomi altisonanti, ha perso poi il treno playoff, ma va ricordato che si tratta comunque di una formazione neopromossa. Appaiati in classifica anche i Corticella, troppi alti e bassi per i biancoazzurri. Sorprende in maniera positiva la Marignanese di Simone Lilli, da ultima della classe a quel 10° posto che scaccia i cattivi pensieri legati alla retrocessione. A seguire i gialloblu troviamo il Massa Lombarda. Al momento fuori dalla zona rossa il Faenza, ma Progresso, Russi, Cervia e Sampa Imola sono lì a gomito con i faentini. Più difficile la situazione per il San Pietro i Vincoli, che è tornato a vincere nell'ultimo turno con la Fioriccione. Saluta fin dall'inizio il torneo il Real San Lazzaro. Con il Digaro non siete molto lontani dal treno playoff, dall'ultimo posto valido, 5 punti, insomma ve la potete ancora giocare fino alla fine, ma allora ti chiedo qual è il vero obiettivo del Digaro, anche se tu sei arrivato poi nella seconda parte di stagione? Ovviamente l'obiettivo principale quando sono arrivato era quello di giocarsela con classe savignanese, in questo caso più la savignanese. Ovviamente le sconfitte che ci sono state hanno pesato abbastanza e stiamo cercando di risalire sul treno giusto, lo stiamo facendo, c'è più distacco adesso, però l'obiettivo principale era quello di giocarsela con loro, anche perché ci siamo ritrovati in quel momento a essere a 33 punti, 31 punti, c'era poca differenza. Il problema è che adesso abbiamo lasciato un po' di punti in giro e o li riprendiamo prima possibile per cercare di tornare con loro, e se no si fa fatica. L'obiettivo è quello, sì, di provare a riprenderli, sicuramente far più punti possibili da qui alla fine. Massimo, invece ti chiedo due squadre che stanno vivendo un momento particolare. La prima è la Savignanese e, come ho detto nel servizio, ha un settore giovanile invidiabile qui in zona tra i migliori, soprattutto qui della zona dell'Emilia-Romagna. Secondo te c'è davvero la volontà da parte della dirigenza di voler salire in Serie D e, perché no, come dicevo nel servizio, poter finalmente anche fare un derby con i cugini della San Maurese? Ma assolutamente sì, perché tanti anni che intanto fa questa categoria. Ha mantenuto tutto lo staff per diversi anni. In più c'è un direttore sportivo De Falco che conosce bene il territorio, conosce bene anche le capacità non solo del mister, ma di tutti i ragazzini che in questo momento si stanno avvicinando a questa società che appunto incamera ogni anno sempre più ragazzi, e quindi è una società vera, una società che vuole dire la sua. Secondo me è pronta per fare questo salto di categoria. Invece sappiamo adesso che le squadre che retrocedono dalla Serie A alla Serie B hanno il famoso cuscinetto. In questo caso la Folsina l'anno scorso ha vissuto l'esperienza in Serie D, si è ritrovata purtroppo retrocessa ad affrontare il campionato d'eccellenza, è partita con un handicap, adesso è al 5° posto in classifica, stava facendo un trend di risultati utili consecutivi, prima di domenica scorsa è stato stoppato dal Progresso. Quali possono essere le difficoltà per una squadra appunto retrocessa che deve avere un ruolo da protagonista in questo campionato? Allora, intanto, visto il mister subito dopo la partita del Rimini, ci siamo confrontati 2 minuti e già quest'estate in preparazione ero già andato a vedere, perché mi si dice, e ho curato personalmente, che è un bravissimo allenatore, oltre che bravo è anche molto giovane. È una società che comunque sia ha anche lei fatto tesoro, nel senso che con pochi soldi comunque è riuscita a mettere a posto una squadra che non era per niente facile, come abbiamo detto, scendendo dalla categoria non è mai facile. Domenica tra l'altro mi sembra che incontri il Cervia e il mister era molto carico, perché pur avendo il Cervia magari nelle retrovie ne rispetta moltissimo e anzi lo teme addirittura, per cui è vero che in questo momento sta facendo una piccola risalita, qualche giocatore buono è arrivato, ma già ne era fornita abbastanza, è entrato da poco quindi nel mercato di gennaio Varrella, che secondo me qualche contributo sia a livello difensivo sia a livello di qualche gol in avanti potrebbe dargli, e questo è un po' il quadro, insomma, di queste due società. Insomma. Invece per quanto riguarda la Marignanese, ci spostiamo nel Riminese, occorre finalmente dargli l'applauso meritato a Simone Lilli, perché veniva dal campionato
del Torconca, quindi in promozione, salire in eccellenza. La Marignanese ha avuto le difficoltà che ha avuto, però è al 10° posto. È stato bravo Simone, perché sinceramente nell'ambito degli allenatori, quando una panchina scotta, un attimino si viene a sapere subito. La sua, non voglio dire che scottava, ma cominciava a essere un po' scomoda, mentre invece ha messo un attimino le unghie fuori e si è tirato fuori molto bene e evidentemente ha la capacità, insomma, di tirare a sé il gruppo, è stato bravo e quindi è in completa risalita. L'ultima battuta, ci crede Matteo, che ha un punto in meno in questo momento della FIA Riccione, ci può credere ancora la FIA Riccione alla zona playoff, soprattutto con un giocatore che tu conosci molto bene lì davanti? Allora, Riccione ha sempre avuto in questo momento delle alternanze con delle buone prestazioni e a volte si è persa anche in un bicchiere d'acqua. Ha un attaccante importante, delicato, che anche lui è venuto via da Romagna Centro, aveva poco spazio, la seconda volta che viene via da quella categoria. È chiaro che in delicato la sua categoria è l'eccellenza, la più chiara, dove ha dato il miglior contributo e rendimento, però il delicato può fare benissimo anche la Serie D, per cui con un apporto di questo genere Riccione potrebbe fare solamente bene. Confermi Matteo? Sì, poi dai, Alessandro Delicato è un grande amico, ho giocato parecchi anni con lui venendo pure da Rimini, ci siamo ritrovati a Romagna Centro, l'anno scorso era ritornato sperando di trovare un po' più di spazio dopo i 18 gol in metà stagione fatti in eccellenza. È un gran giocatore, sicuramente in eccellenza fa la differenza, l'ho dimostrato e lo sta dimostrando e gli auguro comunque di continuare a farlo. Nel migliore dei modi. Sì. Andiamo a vedere il prossimo turno, Matteo, che ti riguarda da vicino per quanto riguarda il torneo d'eccellenza, perché ripeto non si è giocato ieri, ma si dovrebbe tornare in campo, tempo permettendo, il 4 di marzo. Alfonsine Cerve, questo è sicuramente il match che ci diceva prima Massimo Zanini, Grande Amica Classe, il big match di giornata, Castrocaro Corticella, Argentana Diegaro, Sampa Imola, Fiariccione, Faenza Marignanese, San Pietro in Vincoli, Massa Lombarda, Progresso Real San Lazzaro, Savignanese Russi, altro match importante. Diciamo che sono 4, Alfonsine Cerve, Grande Amica Classe, Castrocaro Corticella e Savignanese Russi, ma Matteo, voi invece siete ad Argenta contro l'Argentana. In questo momento avete un punto di differenza l'uno dall'altro. Non conosco l'Argentana come squadra, l'andata ovviamente non c'era, non c'ero io, però il discorso è sempre di quello di affrontare la partita con la tensione più giusta, perché noi dobbiamo proseguire la striscia di vittorie positive e dobbiamo fare più punti possibili, chiunque ci troviamo davanti, sia che fossi Classe o la Savignanese, sia che fosse il Real San Lazzaro. Bella risposta. Adesso ci spostiamo nel torneo di promozione Romagna, così andiamo a sentire il nostro mister Riccardo Boldrini con la regia e il contributo di Stefano Papini. Andiamo a vedere un po' la classifica, rimasta ferma ovviamente domenica scorsa. Giovane Cattolica al comando con 52 punti, il Cotignola che deve recuperare una gara al secondo posto con quota 44 insieme al Torconca, del Duca Ribelle 43, Pietracuta 42 ma deve recuperare la partita per l'appunto con il Cotignola, Ronco del Weiss Forlì 41, Tropical Coriano 40, Reda 39, Reno 35, Gambettola 32, Football Cava 31, qui troviamo la formazione del mister Stella San Giovanni a quota 30 insieme a Regia Marina, Savanna 25, San Pierana 24, Savio Calcio 16, Gatteo 15, Bellaregia Marina 3 punti. Allora mister, prima ci dicevi le difficoltà di questo torneo, ci hai dato già un importante dato statistico alla Stella in questo momento della stagione, gli stessi punti dello scorso anno. Quali possono essere da qui alla fine le ulteriori insidie che potrebbe dare questo campionato, vedendo anche appunto il momento attuale di forma della sua squadra? Ma le insidie ci sono domenica per domenica, secondo me nel girone di ritorno è sempre stato così, diciamo che i valori non dico che diventano un attimino un po' più equilibrati, perché il valore tecnico di una prima in classifica lo si vede poi sul campo rispetto a una che lotta per la retrocessione, però entrano in campo altre componenti, tra cui la voglia, la grinta e la determinazione che ci mettono le squadre che sono in bassa classifica, e invece la paura o il cosiddetto braccino delle prime in classifica, che non sanno mai se attaccarti e esporsi magari ad un eventuale contropiede beccando il gol. Quindi sono partite un attimino un po' più equilibrate, che soprattutto da parte delle prime in classifica devono essere affrontate
con la maggior determinazione possibile per far sì, perché se no diventa difficile anche giocare contro chi si deve salvare. Stefano, ti chiederei di rifarci vedere un attimo la classifica, perché vorrei fare una domanda al mister. Ti chiedo, Riccardo, vedendo la classifica questa sera, Giovane Cattolica sappiamo tutti che Radio Mercato la dava per favorita e sta rispecchiando un po' quello che erano i pronostici iniziali. Calcio Cotignolo occorre fargli sicuramente i complimenti, ma qui della zona troviamo due squadre che stanno sorprendendo un po' gli addetti ai lavori. Il Torconca al terzo posto, che si diceva che con la perdita di Simone Lilli avrebbe perso tanto, e poi sicuramente il Pietracuta. Allora ti chiedo, da uomo di campo, cosa ti senti anche di dire a questi due allenatori che stanno sicuramente lavorando bene? Ma io Torconca, l'allenatore mister lo conosco poco, parlano per lui i risultati, ha una squadra ancora giovane anche quest'anno, però ha fatto degli ottimi risultati e in effetti è in terza posizione. Se poi andiamo nello specifico, lo si va a guardare nel calendario, secondo me hanno perso dei punti, e mi rifaccio al discorso di prima, con le cosiddette squadre piccole. Torconca ha perso contro di noi 2-1, una partita un po' strana. È andato domenica scorsa, vinceva col Cava e poi ha pareggiato. La domenica prima vinceva col Gatteo 2-0, che penultimo ha pareggiato 2-2. E quindi ha lasciato dei punti per strada contro le cosiddette piccole e si trova terzo in classifica, quindi c'è da mangiarsi un attimino le mani. Quindi il lavoro, però è una squadra giovane e vuol dire che se la sua ha fatto quei punti e li ha persi magari contro le ultime, vuol dire che manca un attimino qualcosa di speciale, però hanno fatto benissimo. Anche perché ha vinto 2 sfide su 3 contro i Cattolici. Esatto, hanno fatto molto bene con le cosiddette grandi e magari hanno lasciato forse qualche punto per strada con le cosiddette piccole, però il lavoro è stato eccezionale, perché dopo Lilli mi sembra che sia un debuttante, il ragazzo giocava, sì, e quindi non c'è da fargli altro che i complimenti. Per quel che riguarda il Pietracuta, sono molto amico di Luca Fregnani, è una neopromossa, complimenti e tanti complimenti, perché sì, davanti hanno veramente un giocatore importante che è Gianni Fratti, e quando hai un puntero che te la butta dentro tante volte è tanta roba, però hanno anche loro una caratteristica della determinazione che è dentro, intrinseca alla squadra di Pietracuta, che fa sì che soprattutto partite in casa è difficilissimo giocare da loro, e aver fatto tanti punti, si sono tolti tante soddisfazioni, fra cui mi ricordo la partita col Cattolica dove hanno vinto alla grande 3-0, quindi se la possono giocare alla grandissima fino alla fine, e quindi non c'è da fare altro che complimenti a tutte e due. La squadra più tosta che ha affrontato, togliendo il Cattolica, che ovviamente è primo in questo momento? Per me la squadra più organizzata e più forte in tutti gli elementi è il Cotignola. Mi trovi d'accordo, perché Cotignola ha proprio giocano a calcio bene. Noi avremmo dovuto giocare domenica scorsa, però nei 2 anni l'ho vista proprio bene, ha delle individualità interessantissime, tra cui spicca Fabi, il trequartista, che non c'entra niente con la categoria forse, però sono molto organizzati, mi hanno sempre fatto un'ottima impressione. Penso che anche loro, adesso c'è la partita da recuperare col Pietracuta, a seconda del risultato che vanno ad ottenere possono vedere se ancora possono fare un pensierino, perché se dovessero vincere andrebbero a 5 punti, 10 partite alla fine, c'è da giocarsela, anche se sarà dura perché il Cattolica è forte. Però il Cotignola secondo me è quella che ha più chance. Sì, è veramente un'ottima squadra. Allora adesso ti faccio riflettere un attimo, mister, andiamo a vedere con il contributo della regia il punto inerente al torneo di promozione. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. In promozione Romagna Girone D, la classifica rispecchia le attese, almeno per il Giovane Cattolica. La Cura Giorgia ha fatto bene i giallorossi cattolichini, che, conosciuta la sconfitta in quei di Pietracuta e ultimamente sul campo del De Duca Ribelle, ha messo in cassina 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Rimane Cura del Cattolica la migliore difesa del torneo, con solo 15 reti subite. Applausi per il Cotignola, una squadra ben messa in campo dal proprio allenatore, che occupa la seconda piazza ma che deve recuperare il match con il Pietracuta. Andrea Folli è la seconda migliore difesa del campionato, 16 gol incassati, e il secondo migliore attacco
attacco, ribadiamo, con una gara in meno assieme a quello del Cattolica. Il più attacco rimane quello dei cugini del Cattolica, i Torconca, 45 le reti messe in cassina. Torconca e gli addetti ai lavori nel periodo estivo sottolineavano l'assenza in panchina di Simone Lilli come una perdita fondamentale per i Torconca, che al contrario di tutto e tutti si è preso il terzo posto della classifica, permettendosi il lusso di battere il Cattolica 2 gare su 3 tra Coppa e campionato. Il tecnico Filippo Vergoni ha puntato sullo scheletro della squadra, evidenziamo Melchiori tra i pali e Fedele in avanti. Il presidente Stefano Palmieri ci ha visto benissimo. Applausi a scena aperta per la neopromossa Pietracuta, campionato da Big, quinto posto in classifica, salvezza raggiunta, e con il DS Sandro Conti dimostratosi una vera volpe del mercato. Giocatori giovani delle zone confinanti, sfruttando anche il territorio sammarinese, cura della porta affidata a 3 veterani, Lassanni, Balducci e Spadazzi. In avanti Bomber Fratti, che forse ha capito che Pietracuta è e rimane il suo habitat ideale. Le delusioni, se così possiamo definirle, sono sulla carta Ronco e Tropical Coreano, anche se proprio Ronco sta risalendo la china. Inizialmente poteva esserlo anche del Duca Ribelle, dopo la fusione in estate e i nomi che compongono la rosa era tra le favorite. Ha perso qualche punto per strada, come del resto lo stesso Ronco, che sotto la cura Montalti staziona al 6° posto. Il coreano rimane la solita squadra che si accontenta pur sapendo di poter fare molto di più, come del resto in gambettola. Benissimo fino a questo momento la Polisportiva Stella e Ligia Marina, 5 punti sopra la zona rossa della classifica, stanno facendo un campionato sopra le righe. La Stella sta rispettando quanto fatto vedere lo scorso anno, mentre di Gea da neopromossi stanno eseguendo un ottimo torneo. Aria di rinnovo e cambiamento a San Piero in Bagno, troviamo la San Pierana a quart'ultimo posto della gradatoria, leggermente sopra il Savanna. Appaiono spacciate Savio e Gatteo con i giallorossi che hanno regalato al Bellaria, ultimo in classifica con 3 punti, l'unico urrà di stagione. Sugli Adriatici abbiamo parlato troppo e a lungo, caos societario, continui cambiamenti di guida tecnica, giocatori arrivati e fatti partire nello stesso giorno. Mettiamola così, senza offesa per nessuno, il calcio è un'altra cosa, senza organizzazione non si va da nessuna parte. Stella e Gea e Pietracuta stanno lì ad insegnarlo. Chiudiamo a questo punto con il dramma di questo girone. Simone Rispoli, attaccante del Reno, ci ha lasciati. A Reno l'augurio di regalare all'amico scomparso il sorriso di un ottimo piazzamento in gradatoria. Bene, abbiamo voluto ricordare anche Simone Rispoli, un abbraccio ovviamente a tutti i familiari, in particolar modo. Massimo, arriviamo a te. Abbiamo detto prima della Savignanese, ma il Tropical Coreano il grande passo lo vuol fare o non lo vuol fare secondo te? Ma non lo so, lì è una piazza che conosco un pelo meno, non lo so, sinceramente non vorrei espormi troppo nel dare un giudizio, anche perché veramente non la conosco. Allora invece riparo io dicendoti questo. Abbiamo parlato, fatti i complimenti, la scorsa settimana c'era qui Tosi dicendo dell'Igea Marina, che è una squadra che comunque è organizzata, sta facendo vedere un buon calcio, ha mostrato un'ottima organizzazione lo scorso anno in più categoria, non a caso è riuscita a vincere il torneo. Stessa cosa possiamo dire da 3 anni a questa parte, almeno da quando seguiamo noi calcio di rigore, la Polisportiva Stella. Mister, siete una grande famiglia voi, l'avete dimostrato seguendo anche l'esempio dell'Igea. Forse l'Igea sta prendendo il vostro esempio, però dire che la salvezza anche in questo campionato sarebbe una cosa eccezionale per una società come la Stella è dire molto, secondo me. Lo dico sempre, è la nostra Champions League e non è che per essere così, per dire le parole tanto per dire. Sappiamo tutti qual è la nostra filosofia, qual è la nostra Stella. Ce la lasciamo guadagnata sul campo, una promozione 2 anni fa con squadroni, c'era Cattolica dentro, Gambettola, Pietracuta quell'anno, e con le nostre armi abbiamo vinto un campionato con 3 giornate d'anticipo. L'anno scorso ci siamo affacciati a questo campionato e con le nostre stesse armi siamo andati in campo con veramente tanta umiltà e ci siamo tolti una soddisfazione grossissima, perché fare 47 punti, arrivare ottavi a pari punti è stata una soddisfazione immensa. Abbiamo tirato fuori diversi giovani veramente in gamba, abbiamo messo in evidenza un grande ragazzo, un grande bomber che l'abbiamo cresciuto noi lì alla Stella, che è Vukai. Avevamo qualche altro ragazzo, ed è naturale che quando fai bene poi dopo qualche altra squadra che può qualcosina anche qualcosa in più di noi può proporre, è naturale che se hanno le possibilità, se ci sono le possibilità, è giusto che questi ragazzi provino anche da altre parti, quindi ci ritroviamo sempre a ricominciare. Però ci tengo, per noi è motivo di tanto orgoglio, vuol dire che dietro c'è un grande settore giovanile, con le nostre armi stiamo lavorando veramente forte, stiamo lavorando bene in tutte le squadre, coadiuvato da un direttore sportivo, da tanti dirigenti che hanno tanta passione
e anche i risultati di tutte le squadre del settore giovanile lo stanno a dimostrare. Noi siamo anche, lo tengo a precisare, fra le poche squadre ad avere 2 juniores, una provinciale e una regionale. I risultati della regionale lo dimostrano, speriamo che continuino così, sono secondi dietro la Fiariccione, 13-14 ragazzi di questa squadra qui hanno giocato con me 3 o 4 partite in promozione e di conseguenza lo si vede nel campo quando vanno a affrontare i loro pari età. E quindi noi abbiamo bisogno di questa cosa qua perché non abbiamo altre armi per andare a prendere il portiere o il centravanti che ci possa fare i gol. Da noi vengono se c'è tanta passione e se c'è voglia di mettersi in evidenza per poi dopo magari andare a affrontare qualche campionato migliore, più alto. Questa secondo me si chiama organizzazione. Andiamo a vedere, mister, con i contributi di Stefano Papini il prossimo turno perché c'è una sfida molto delicata per quanto vi riguarda voi contro una pretendente protagonista a questo girone che è il Ronco Edelweiss per l'appunto Forlì e che vede di fronte alla sua formazione. Una partita tosta questa, no, mister? Tutte toste, questa è tostissima. Secondo me all'inizio, come diceva appunto, assieme al Cattolica il Ronco era per gli addetti la formazione che si sarebbe giocata il campionato. Diciamo che ha avuto una partenza un pochino altalenante e poi da quando è arrivato Montalti un attimino ha ripreso un piede, ha inciampato nell'ultima partita, peccato perché Ligia Marina è andato in però si vede che ha fatto una gran partita e hanno vinto, mi hanno detto, meritatamente, quindi sono andati a vincere a Ronco e adesso ci tocca andare a noi e si parte da 0-0, qualunque risultato però ce lo andiamo a giocare con le nostre armi che sono quelle della determinazione e della grinta. Perfetto, allora io direi di fermarci per 2 minuti e mezzo dando la linea alla pubblicità, poi rientriamo, c'è anche una notizia clamorosa per quanto riguarda i Gabicce Gradara Calcio, riprenderemo per l'appunto una piccola finestra sulla promozione marchigiana e poi con il nostro Massimo andremo ad analizzare i campionati di prima categoria girone H. Pubblicità. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DTGF e Foritalia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusaroul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusaroul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusaroul.com. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098.
Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da sport, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Bene, rientriamo, stavo vedendo per l'appunto la notizia che vi volevo dare per quanto riguarda l'esonero dell'allenatore del Gabice Gradara, ma con il nostro Stefano Papini andiamo a vedere più che altro la classifica della promozione marchigiana, così poi affrontiamo anche questo argomento. Al comando troviamo il Sassoferrato a quota 40, segue la Filotranese a quota 36, Porto Recanati 35, Olimpia Marzocca, Senigallia e Camerino 32, Mondolfo 31, Valfoglia 30, Osimana 27, Gabice Gradara, Laurentina 25, Passatempese 23, Villa Musone 22, Cantiano Calcio 21, Moie Vallesina 16, chiude in nuova Real Metauro a quota 10 punti. Allora, leggiamo il comunicato emesso dalla società. Le strade tra Gabice Gradara Calcio e Barattini si dividono. Domani sarà reso noto il nome del nuovo tecnico. La società ringrazia il tecnico per la professionalità e il lavoro svolto. A Barattini è stato fatale i 2 mesi che il Gabice non è riuscito più a vincere, perché da quel famoso recupero che ci doveva essere il 23 dicembre, quando la squadra rossoblu era seconda in classifica, il Gabice ha ottenuto fino adesso, quindi siamo a febbraio, nel giro di 2 mesi, tralasciando appunto la sosta, un solo punto, e quindi la società ha deciso appunto di affidarsi a un nuovo tecnico. In verità sappiamo già chi è, ma ci hanno chiesto per l'appunto di aspettare domani perché lo vogliono rendere ufficiale, giustamente loro. Allora io direi andiamo a vedere il punto inerente al campionato che si è svolto fino adesso per quanto riguarda la promozione marchigiana, rientriamo e andiamo a vedere anche poi il prossimo turno, il servizio. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Cambio in panchina dopo l'ultimo turno con Guiducci al posto di Ghettaglioni in quello di Cantiano. La squadra non vince da 7 turni, frutto di 5 sconfitte e 2 soli pareggi, ma meglio parzialmente al Villa Musone, cui 13 giocatori su 20 della rosa sono under. Il tecnico Strappini ha schierato nel turno precedente addirittura 6 fuori quota. I gialloblu hanno oltre 250 tesserate nelle proprie giovanili e la strada del futuro sarà quella inerente alla scommessa dei giovani. Continua il momento felice a livello calcistico per i Camerino, uno dei centri colpiti dal sisma del 2016. Le 4 vittorie di fila hanno portato i biancorossi all'ambita salvezza quanto prima con il gruppo storico dei giocatori che la fa da padrona anche nell'attuale campionato. Il 6° posto in classifica sta lì a dimostrarlo. In questo girone di ritorno l'autentico flop è rappresentato da Gabice. I rossoblù non vincono da dicembre, dal recupero con Cantiano targato 23 dicembre ad oggi sono precipitati dal 2° posto in classifica al 10°, a +3 sulla zona rossa della gradatoria. Di questo autentico debranche sportivo ne ha approfittato il Sassoferrato, che a ritmo di veduta nel girone d'andata ha potuto studiare le avversarie, godersi lo spettacolo per poi risultare la terza incomoda fino a conquistare la vetta in solitudine del torneo di promozione. I 4 punti di vantaggio sulla Filotranese sono un bel segnale. Proprio la Filotranese è stata l'autentica sorpresa del girone d'andata, terminato al primo posto. Da no promossa al leader, la classifica ha recato qualche vertigine ai giocatori che hanno ripreso a marciare, stazionandosi attualmente al 2° posto, davanti a un'altra pretendente come il Porto Recanati. Per il treno promozione hanno perso terreno Olimpia Marzocca, Senigallia e Mondolfo. Ci sarà tempo per provare ad agganciare il treno playoff, visto che dal 2° posto all'8° occupato attualmente dalla Valfoglia ci sono sole 5 lunghezze. Bene, un campionato tutto da vivere, noi continueremo a farlo con la nostra Veronica Lisotti, che approfittiamo di salutarla. Purtroppo avevamo già accolto la possibilità che la società rossoblù potesse esonerare il proprio tecnico, è arrivata l'ufficialità solamente quest'oggi. Facciamo ovviamente l'in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera al tecnico Barattini e auguriamo anche al Gabice di poter ottenere le proprie soddisfazioni in questo campionato con l'avvento del nuovo trainer. Adesso andiamo a vedere il prossimo turno, perché c'è proprio un'altra sfida delicata che riguarda proprio il Gabice. Questo nel dettaglio: Villa Musone, Cantiano Calcio, Osimana, Gabice Gradara, Filotranese, Nuova Real Metauro, Moie Vallesina, Olimpia Marzocca, Laurentina, Passatempese, Mondolfo, Porto Recanati, Camerino, Sassoferrato, Senigallia, Valfoglia. Adesso con il nostro Stefano Papini ritorniamo nella Romagna
a vedere la prima categoria, girone H. Qui ci sono alcune squadre che addirittura devono recuperare 2 partite. Miramare Alta Valconca era in programma appunto nella giornata di ieri, ma sono state tutte sfide rinviate. Si dovrebbe giocare, così ci dicono, domenica prossima regolarmente, il 4 di marzo. Se notizia che è venuta fuori oggi, non si decide di anticipare al sabato le relative partite per le votazioni. Io comunque voto Renzo Baldisseri, questo è poco ma sicuro. Questa è intanto la classifica. Vissenova Feltria comanda a quota 37 punti, Atletic Poggio 36, Morciano Calcio 35, Real Miramare 32, Santermete 32, Riccione e Alta Valconca 28, Vis Misano 27, Valle Savio 25, Verrucchio 24, Bacchiacce Senatico 23, Granata 18, Miramare 15, Colonnella 14, Bagno di Romagna 13, Junior San Clemente 11 punti. Massimo, iniziamo da te. È sicuramente un campionato sorprendente per quanto riguarda la formazione di Vissenova Feltria al comando e anche l'Atletic Poggio, che sono 2 formazioni della Valmarecchia che l'anno scorso venivano da una promozione di seconda categoria e si sono salvate a fatica, soprattutto l'Atletic Poggio attraverso lo spareggio play-out vinto con lo Scontricciolo. Quest'anno attualmente sono prima e seconda, tralasciando il Real Miramare che purtroppo, ahimè, non si è presentato già in 2 partite. Beh, questo qui è un momento strano anche per le prime della classe, insomma. Nova Feltria, abbiamo visto domenica l'altra quando insomma in un campo impraticabile ha comunque fatto giocare l'arbitro, per cui è difficile esprimere dei valori su un campo di questo genere. Nova Feltria ha lasciato per strada qualche puntino che non voglio dire che potrebbe essere fatale, però se questa è la strada che ha cominciato a percorrere, insomma deve stare un attimino un po' più attenta. Ha bisogno che qualche attaccante si muovi un pochino, che porti in rete qualche pallone servito dai compagni, perché da dietro sono forse loro, forse gli esterni Cupi e Gori dall'altra parte, che hanno forse portato più situazioni a gol. Per quanto riguarda il Poggio è una squadra che è venuta fuori piano piano, ma sono convinto che di tutte devono stare attente del Santermete. Santermete è una squadra che viene fuori. Te lo stavo per chiedere, infatti diamo un po' di numeri per quanto riguarda il Santermete. Ha perso, la squadra che ha perso meno di tutte, una sola sconfitta in questa stagione. Davanti solo ad essa c'è il Granata che ha ottenuto 12 pareggi in questo campionato, segue il Santermete a quota 11 e poi troviamo il Valle Savio a quota 10. Sono squadre che praticamente perdono poco ma pareggiano tanto. Ma sono situazioni difficili, poi il Santermete aveva cominciato male, non dava il meglio di se stesso, per cui però adesso si sta ritrovando, ha dei giocatori importanti di categoria anche superiore che possono dare il suo contributo sicuramente. Le altre vediamo con la ripresa dei campionati, perché anche questo tipo di campionato è un po' falsato anche da questi rinvii, falsato da una situazione che non si presenta una squadra. Come Real Miramare, esatto. Falsata da chi daranno i punti che li toglieranno, è falsata in tante maniere, per cui aspettiamo un attimino, vediamo fra un pochino, quando le condizioni anche meteo renderà un po' i campi un po' più praticabili. Sì, perché ricordiamo che Vissenova Feltria, Valle Savio, Bagno di Romagna, Santermete e Junior San Clemente hanno addirittura 2 gare in meno. Nova Feltria è soprattutto importante perché in questo momento è al primo posto in classifica. Invece a piazze importanti come Riccione, Vissimisano e Verrucchio cosa manca per fare il salto di qualità? Perché Radio Mercato dicevano che loro erano le favorite per questo girone, invece le troviamo molto molto indietro in classifica. È rimasta solo la vecchia storia queste società. Ma sì, allora intanto sono anche, per esempio Riccione, una squadra che comunque si è cambiato allenatore, quindi all'interno delle sue situazioni hanno insomma delle pecche, forse di organico, forse non so, però sicuramente andare a spulciare il Riccione in questo momento è la continuità, insomma, non è sereno l'ambiente forse. Sì, lì mi trovi d'accordo. C'è invece da fare i complimenti anche all'Alta Valconca, che è neopromossa, si sta comportando bene al 7° posto in classifica. Tra l'altro deve rigiocare la gara proprio con il Bagno di Romagna, perché l'arbitro ha ammesso un proprio errore e qui è intervenuto addirittura il giudice sportivo
permettendo nuovamente di rigiocare la partita. Sono cose che succedono tutte in questa stagione particolare. In tutta anche quella categoria lì. Tutti in questa categoria qui. Allora andiamo a vedere proprio il punto nel dettaglio per far capire meglio anche agli spettatori quello che sta succedendo un po' nel campionato di prima categoria Girone H, con delle sorprese, esploit, squadre che si ritirano al momento, non c'è ancora l'ufficialità, ma dovesse mancare altre 2 volte Real Miramare probabilmente dovrà dire addio a questo campionato. Andiamo a vedere il servizio. In prima categoria Girone H la sorpresa può definirsi Nova Feltria. Mancava da 10 anni in questo torneo lo scorso anno una salvezza tanto agognata con una squadra che peccava forse d'esperienza ma che aveva qualità da vendere. Non a caso quest'anno con gli stessi uomini, con Farabegoli, Semprini e Radici in più, si trova al primo posto della gradatoria. L'altra sorpresa può definirsi l'Athletic Poggio, che nella sessione estiva, trovata l'affiliazione con l'Athletic Falco, ha spiccato il volo verso le zone alte di classifica. Stessa storia delle Nova Feltria, salvezza nella stagione precedente ottenuta tramite play-out contro lo Spontricciolo e poi il ruolo da protagonista in questo torneo. Mettiamo un mi piace sull'attaccante Cabori. Il Morciano ha saputo riprendersi dopo una partenza meno appariscente rispetto all'ultimo torneo, ha ripreso a macinare chilometri. Acquisita l'esperienza in quel di Spontricciolo l'anno prima, Alex Vassalli ha arricchito la squadra con giocatori importanti per la categoria. Potenziale offensivo da vendere, Brisigotti, Ottaviani, Pagnini, Cevoli, Longoni, centrocampo Brilli, qualità notevole. Era lecito aspettarsi qualcosa di più da Riccione, Verrucchio e Vismisano, dati i nomi visti all'opera nella campagna rafforzamento estiva, successivamente in quella invernale. Radiomercato davano una lotta a 2, soprattutto tra Verrucchio e Riccione. Molti conti non sono tornati ai rispettivi proprietari al momento attuale. Verrucchio e Misano hanno subito ben 29 reti, mentre Riccione 23. Regina dei pareggi risulta essere il Santermete, quinto posto raggiunto in questo inizio 2018, ma gli 11X hanno creato un vero mal di testa al paperone presidente Alex Martino nei confronti dei suoi paperini, alias giocatori. Ovviamente giochiamo con il logo del club, ma il Santermete è anche la squadra meno battuta del campionato, con una sola sconfitta all'attivo. Nella speciale classifica dei pareggi primeggia il Granata a 12 e Valle Savio, dopo il Santermete si staziona a 10. Applausi per l'Alta Valconca, ottimo il campionato a neopromossa, perde punti rispetto all'ultimo torneo il Granata. Lo scorso anno tra le difese migliori del torneo, quest'anno la formazione di Cantoni pareggia molto e vince poco, solo 2 gli urà fino a questo momento. In coda i Riprese e Colonnella, i Miramare assieme al Bagno di Romagna sono squadre che si fanno sentire soprattutto in casa, anche se i primi hanno preso 4 punti alla capolista. Nova Feltria, a pari spacciate invece lo Junior San Clemente, tanti infortuni hanno penalizzato la formazione tecnico bianchi, mentre Cesenatico e il Bacchia potranno a sto giudizio conquistarsi la salvezza. Chiudiamo questo servizio esclamando semplicemente un peccato per la situazione che si è venuta a creare per quel che concerne il Real Miramare. Ebbene, avevamo detto, adesso andiamo a vedere proprio il prossimo turno perché c'è un big match, il derby per quanto riguarda la Valmaricchia tra Nova Feltria e Santermete. Questo però nel dettaglio: Granata Junior San Clemente, Colonnella Miramare, Alta Valconca Morciano, Riccione Real Miramare, Vis Nova Feltria Santermete, Athletic Poggio, Valle Savio, Bacchia Cesenatico, Verrucchio, Bagno di Romagna, Vis Misano. Siamo addirittura d'arrivo, tra poco tutto su Rimini Calcio in Sport Up, ma vado a salutare chi mi ha accompagnato in questa puntata particolare. Nonostante i campionati siano fermi dovuti al maltempo, lo ritroveremo anche nella seconda parte, il tecnico Massimo Zanini. Buonasera a tutti. Grazie invece al tecnico della Polisportiva Stella, Riccardo Boldrini. Grazie a voi, buona serata. Grazie invece al difensore del Diegaro, Matteo Ferrari. Buonasera a tutti. Noi ci vediamo tra poco, grazie a Daniele Emanuelli.